più tu apri la tua coscienza, più riesci a comprendere dentro di te un numero elevato di eventi e di persone. Per adesso ognuno di voi si può rendere conto che alcuni eventi li sta creando, perché gli è proprio chiaro. Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di dire cavolo, sta cosa me la sono proprio voluta, l'ho creata io. Oppure di vivere determinate coincidenze e di dire cavolo, questa è stata proprio... Cioè sono arrivato in quel posto, ho incontrato quella persona, non la vedevo da 2 anni, proprio mentre stavo pensando a lei, oppure proprio adesso che mi serviva quella frase, me l'ha detta. Queste cose penso che più o meno siano capitate a tutti, perché ognuno di noi ha una sua finestra. Una persona che in quello stato di coscienza è semplicemente ha aperto totalmente la sua finestra. Totalmente, ha proprio buttato giù la parete, il tetto, tutto. E quindi si rende conto che è tutto dentro. Mentre al momento ognuno di noi si rende conto che una parte è dentro, il resto dice no, no, quella proprio no. Allora va bene, questi discorsi che fa quello lì, eccetera, eccetera, quella cosa lì me la creo io, quella cosa lì, ok, sì, ma quello no. Cioè non mi vorrai mica dire che una cosa è dentro di me. Allora, pensiamoci un attimo, parliamone. Questo sì, ti può andare bene che l'ho creato io, questo sì, anche quello in fondo l'ho creato io, no, quello no. Allora, mi stai offendendo, ce l'hai con me. Allora ce l'hai con me. Semplicemente è proprio un fatto di percentuali, di livelli. Si tratta, incarnazione dopo incarnazione, di aprire questa finestra, un po' di più. Alla fine coscienza totalmente aperta e tutto dentro. Il che non significa che gli altri perdano dignità, che gli altri non siano da rispettare, esattamente il contrario. Quando percepisci un altro come parte di te, quello è il massimo del rispetto. Quello è il massimo dell'amore. Se percepisci il partner dentro di te, come fa a lasciarti? È solo adesso che si soffre di gelosia perché pensiamo che l'altro ci possa lasciare. Ma come fa a lasciarti? Dove va? Cioè, c'è uno che è dentro la tua coscienza, dove vuoi che vada? Per quanto possa andare lontano e per quanto possa prendere il Frecciarossa, non si può allontanare da te perché è dentro. Quando uno comincia a sentire il mondo così, non ha più senso la gelosia, perché non ha più senso il fatto che stiamo insieme e non stiamo insieme. Può essere che ci frequentiamo meno, ma è dentro, non è che esce. Lei chiede